Alle urne con l'incognita scioglimento e la situazione del comune di San Biagio Platani, sotto inchiesta con l'arresto del sindaco Santino Sabella nell'ambito dell'operazione Montagna che ha sgominato la mafia nell'entroterra agrigentino. Il piccolo paese, famoso per gli archi di pane, è inserito nella lunga lista dei comuni agrigentini che andranno al voto il prossimo 10 giugno per eleggere una nuova amministrazione comunale. Questo accade però mentre già da settimane si è insediato il nuovo commissario alla guida del comune e con una situazione che potrebbe portare anche dopo le elezioni allo scioglimento per mafia, se tutto verrà confermato. Salteranno probabilmente così anche le amministrative, visto che è in corso l'accesso ispettivo antimafia. La commissione nominata dal Ministero su sollecitazione della Prefettura in teoria dovrebbe rimanere al lavoro per 3 mesi. Serviranno naturalmente dei passaggi tecnici squisitamente formali, oltre che sostanziali. C'è dunque il concreto rischio che la tornata elettorale salti. L'accesso ispettivo di norma dura 3 mesi ed è prorogabile di altri 3. In questo caso però dovrà essere indicato dal Ministero un termine entro il quale consegnare la relazione. La commissione d'accesso ispettivo è composta dal viceprefetto Elisa Vaccaro, che ha fatto parte anche della commissione d'accesso ispettivo al municipio di Camastra, dal comandante del reparto operativo dei carabinieri, il colonnello Rodrigo Micucci, e dal capitano Luigi Carluccio, che è il comandante della compagnia della Guardia di Finanza di Sciacca.